Davide Bernardello è tornato a casa. Ad accoglierlo dopo i funerali di Stato, i picchetti d'onore, gli amici di Arsego e la sua gente, la sua comunità. Un lungo minuto di applausi da parte di una folla commossa ha salutato il feretro e il suo rientro nella frazione di San Giorgio delle Pertiche, dove Davide riposerà. I volti illuminati dai lampeggianti delle auto di servizio e dal drappello che ha accompagnato l'appuntato nel suo ultimo viaggio sono quelli di chi ha visto Bernardello nascere e crescere e di chi non lo dimenticherà mai. Proprio una stretta collaborazione fra l'amministrazione del sindaco Daniele Canella e la famiglia di Bernardello ha permesso di gestire al meglio l'organizzazione della storica Fiera di Arsego e di altre iniziative del paese. La fiera si svolgerà come chiesto dai familiari del carabiniere scomparso e in segno di lutto non ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio.